Ma effettivamente cosa sono strutturalmente i nuraghi? Come vi ho già detto, sono delle torri e dentro sono delle torri cave. Nei nuraghi si distinguono sempre 2 o 3 elementi ridondanti, sia che essi siano torri che siano dei bastioni. E questa è una delle prime differenze che praticamente distinguono i nuraghi tra nuraghi a torre e nuraghi a bastione. Nuraghi a bastione, per chi si occupa della materia o magari ne ha sentito parlare in passato, sono anche chiamati protonuraghi, nuraghi a corridoio e altri nomi magari più o meno carini a seconda di come si vuole intendere l'aggettivo. Praticamente quelli preponderanti, cioè quelli in maggior numero, sono i nuraghi a torre. E sono quelli classici che si vedono nelle cartoline, nei magnet messi sopra i frigoriferi, nei posacenere, insomma sono le classiche torri di pietra. Non meno interessanti quelli a bastione, che però sono un argomento ancora più specifico e che va ancora maggiormente nel dettaglio, però tagliando la testa al toro sembra che queste costruzioni siano state sviluppate nel periodo, nell'età del rame, quindi stiamo parlando di un periodo intorno al 2500-2100 soprattutto, anche se comunque l'età del rame inizia prima. E in questo periodo si iniziano a creare queste sorte di torri che però non sono ancora chiuse. Esempi come Monte Baranta di Olmedo, dove c'è questa muraglia megalitica, e un recinto chiamato recinto torre o recinto capanna, privo di copertura, realizzato anche questo con una tecnica megalitica, quindi massi giganteschi, però con muratura a sacco, quindi 2 paramenti che contengono del materiale posto alla rinfusa. Questa torre sembra avere il germe, l'idea del nuraghe. Poi si vedono altri casi simili come la capanna di Sagorona di Villa Greca, citata tantissime volte da Lillio e da altri studiosi, e altri casi di muraglie più o meno simili. Ad esempio al nuraghe di Mogoro, Cucurada, c'è lì effettivamente una muraglia risalente a un periodo precedente alla costruzione dei nuraghi. Secondo alcuni, i nuraghi a torre si sviluppano partendo dai protonuraghi, cioè questa forma bassa a bastione precede la forma a torre, e esistono questi nuraghi cosiddetti misti che spesso hanno le fondamenta come nuraghi a bastione e poi si sviluppano normalmente come il classico nuraghi a torre. I nuraghi a torre hanno degli elementi che però si osservano già nei nuraghi a bastione: la camera voltata a ogiva, pseudo-ogiva, ogiva molto più allargata, molto più stretta, eccetera eccetera, le scale che salgono ai piani superiori, la presenza dei mensoloni. Un dettaglio che si vedrà soprattutto nei nuraghi a torre e nei complessi, che praticamente sono lo sviluppo ulteriore dei nuraghi a torre, e via dicendo. Però la cosa che sicuramente colpisce di più le persone e l'immaginario collettivo è il nuraghe tronco conico, la singola torre che si staglia nel paesaggio sardo. Queste torri lasciano abbastanza interdetti perché sono tutte più o meno somiglianti tra di loro. Hanno una camera con questa volta a ogiva, quindi immaginatevi quasi un proiettile, la testa di un proiettile, e un corridoio di accesso per accedere a questa camera, da cui prima bisogna entrare attraverso questa porta, una porta spesso fortemente simbolica perché hanno in moltissimi casi degli architravi impressionanti, veramente giganteschi, quasi a suggerire lo sforzo impiegato per metterli in quella posizione. Si passa attraverso la porta, l'architrave sopra questo finestrino di cui non si capisce la funzione. Alcuni dicevano servisse per scaricare le forze che gravavano sull'architrave, ma in realtà poi tantissimi casi in cui non è presente l'architrave o l'architrave comunque è fratturato, o hanno messo un concio nella fessura in cui praticamente si annulla l'effetto del finestrino, lasciano un po' interdetti su quale sia veramente la funzione del finestrino.
Si accede quindi alla porta, si entra nel corridoio e una volta entrati nel corridoio si ha una nicchia a destra o a sinistra e la scala nel lato opposto rispetto a cui solitamente c'è la nicchia. Questa nicchia è stata chiamata in passato garitta, suggerendo che all'interno vi stesse una guardia. Questa è un'interpretazione che l'archeologia del secolo scorso, proprio come impostazione, dava a oggetti di cui non si capiva la funzione per cercare poi di determinarne una funzione. Diciamo che è più corretto chiamare questo vano, questo spazio, nicchia, semplice e generico termine per indicare uno spazio vuoto di cui non si capisce la funzione, che effettivamente è quello che poi non sappiamo. Opposto alla nicchia c'è quindi la scala spesso con andamento elicoidale, sale sino alla seconda camera, che poi è il primo piano della struttura. A volte è presente un ulteriore piano, quindi un secondo piano con una terza camera, e in diversi casi sono presenti altre scale che partono o dalle nicchie o da altri punti della scala per permettere l'accesso a dei vani chiamati mezzanini. Mezzanini solitamente localizzati sopra il corridoio d'ingresso che era posto al piano terra. Quale sia lo scopo di questi ambienti molto piccoli, angusti, che presentano spesso una specie di spioncino per osservare il corridoio e l'esterno, e a volte il corridoio, l'esterno e la camera, quale sia il loro scopo non si sa. Alcuni avevano proposto che fosse una sorta di punto in cui si poteva eseguire una funzione oracolare, quindi qui stava la Pizia, questa è un'ipotesi che è stata coniata intorno agli anni 60-70, qui stava quindi la Pizia che faceva l'oracolo, eccetera eccetera, però poi effettivamente se la verità dei fatti sia veramente questa non lo possiamo sapere. Una scala, altre camere, di cui personalmente il caso più interessante, più eclatante di questa complessità strutturale è il Santuantine di Torralba, che presenta ancora i resti della terza camera e la seconda camera al primo piano, con un sedile in cui è possibile sedersi in gruppo e una nicchia in cui si presenta una specie di spioncino, una finestrella che dà all'esterno.